E parliamo di giapponismo, la mostra che arriva a Palazzo Roverella a Rovigo. Un saluto a tutti da parte di Andrea Bolognese, dalla pagina Facebook e dal gruppo. Il gruppo che serve è più snello, più facile, condividere i vostri eventi, le vostre locandine sul gruppo, il blog di Adria Polesine Eventi Veneto Delta del Po. Ok, un saluto a tutti. Allora, stiamo parlando di giapponismo, venti d'Oriente nell'arte europea dal 1860 al 1915. La mostra che inizia oggi, sabato 28, sì, perché stiamo registrando oggi, sabato 28 settembre, e finirà il 26 di gennaio a Palazzo Roverella a Rovigo. Apertura appunto della nuova mostra di Palazzo Roverella, giapponismo, venti d'Oriente. Adesso leggiamo brevemente quello che c'è scritto sull'evento. Comunque vi ricordo che se cliccate sul link che vi lascio sul post di questo video potrete leggere con i vostri occhi appunto l'evento e guardare anche le locandine. Allora, la mostra giapponismo, venti d'Oriente nell'arte europea dal 1860 al 1915, aperta 7 giorni su 7 fino al 26 gennaio, un percorso di grande fascino ed eleganza che attraverso le opere di grandi artisti europei come Van Gogh, Gauguin, Degas, Degas, Bonnard ti porterà alla scoperta di un'arte nuova nata dai capolavori e dalle suggestioni e dalle innovazioni che il Sollevante ha saputo regalare alla cultura occidentale. Ok, mi fermo qui, vi ricordo appunto c'è il link sul post del video per leggere voi, per scoprire l'evento, e inoltre cercando un po' su Facebook ho visto che ci sono dei tour operator che stanno organizzando anche delle gite, da fuori regione verso appunto Palazzo Roverella, e la mostra giapponismo che sarà presente appunto a Palazzo Roverella fino al 26 gennaio. Grazie a tutti per l'ascolto, un saluto ancora da parte di Andrea Bolognese. Vi ricordo, se volete condividere le vostre locandine, i vostri eventi o venire a sbirciare e curiosare, c'è il gruppo, oltre alla pagina Facebook c'è il gruppo che è più facile lì, il blog di Adria Polesine Eventi Veneto Delta del Po. Grazie a tutti per l'ascolto, ciao da Andrea.